Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. San Vito Lo Capo, esalazioni dal depuratore, morti un operaio e un soccorritore del 118. La tragedia è avvenuta stamane nella struttura che era stata già sequestrata 10 anni fa. Fontana Rossa, fra comunicazioni di stop prolungati e disagi costanti. Catania senza aerei da 8 giorni. La presenza nell'area di cenere vulcaniche emessa dall'Etna blocca lo scalo. Migliaia di persone rimaste a terra. Danno economico e di immagini. Confconsumatori chiarisce a chi tocca rimediare per il costo dei biglietti degli aerei che non sono partiti. Si accende la polemica politica e intanto qualcuno approfitta e specula. Fino a 700 euro di richiesta per trasportare la gente in navetta da Catania a Palermo. Mezzogiorno di fuoco a Siracusa, agguato nel traffico a padre e figlio a sparare un uomo a bordo di uno scooter che poi si è dileguato tra le auto. Le restrizioni per un Ferragosto sicuro. Ad Agrigento droni e controlli rafforzati sul litorale di San Leone, da Palermo a Messina divieti contro falò, bivacchi e assembramenti. Catania e i devoti di Sant'Agata pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. 3 giorni di grande fede che cadono nel 9° centenario. Il Catania domani in Coppa Parma, Longo avrà a disposizione anche i nuovi acquisti. Domani mattina verranno completate le pratiche bancarie per il versamento della fideiussione. Intanto trovato l'accordo con il Sassuolo per il prestito di Russo. Di nuovo bentrovati, dunque sarà una vigilia di Ferragosto senza voli, si prolunga ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania, secondo le nuove disposizioni non si vola fino alle 8 di domani mattina. La presenza di cenere vulcaniche emessa dall'Etna blocca lo scalo ormai da 8 giorni e così fra una comunicazione di stop e la successiva centinaia di persone restano in attesa di essere trasferite negli altri aeroporti siciliani di Comiso, Palermo e Trapani. Voli saltati e riprogrammati. 30.000 passeggeri rimasti a terra, 24 milioni di perdite stimate per l'economia e il turismo e un incalcolabile danno di immagine. Nel piano nazionale degli aeroporti alcune scelte del passato dovranno essere discusse, questo dice il vice premier Matteo Salvini parlando dello stop causato dall'eruzione. Secondo il ministro Urso va accelerata la privatizzazione per gli aeroporti siciliani. Torneremo fra poco a parlare dell'Etna e della situazione in aeroporto, ma prima la cronaca. Ci spostiamo a San Vito Lo Capo, tragedia del lavoro, morto per le esalazioni un operaio addetto al depuratore. Perde la vita anche l'operatore del 118 mentre tentava di rianimarlo. Sentiamo Laura Spanò. Incidente sul lavoro, tragica fatalità, dubbi che saranno sciolti solo nei prossimi giorni dopo le indagini aperte dalla Procura di Trapani affidate ai carabinieri della compagnia di Alcamo, al lavoro anche ai funzionari dello Spresa e ai tecnici dei Vigili del Fuoco. Intanto però rimane la tragicità per quanto accaduto a San Vito Lo Capo all'interno del depuratore della Tonnara del Secco. Prima la morte di Davide Anselmo, 45 anni, operaio della ditta che gestiva la struttura, impegnato in alcune verifiche all'interno del depuratore, e di seguito la morte di Francesco Bulgarella, 63 anni, soccorritore del 118, deceduto mentre tentava di rianimare l'operaio. Quando è scattato il primo allarme mentre Anselmo si trovava all'interno della vasca, fuori c'era un altro dipendente. Da quanto si apprende, Anselmo era sceso da pochi minuti. Nel risalire la scaletta ha detto al collega di stare male ed è stramazzato a terra. Subito l'ho chiamata ai vigili del fuoco e il 118. Ai vigili è toccato tirare fuori il corpo di Anselmo dalla vasca. Una volta fuori, Bulgarella ha iniziato la rianimazione e qui la seconda tragedia. Il soccorritore infatti pochi minuti dopo è stramazzato sul corpo di Anselmo. Ora bisogna capire se in quella vasca c'erano sostanze tossiche, ma al momento si propende per delle esalazioni. Intanto si va chiarendo la dinamica dell'incidente. L'operaio si è accasciato all'interno della struttura mentre il soccorritore non è mai entrato nei locali dell'impianto. I primi rilievi escludono che sia morto per le esalazioni. Ha riferito Fabio Genco, responsabile del 118 di Palermo e Trapani. Torniamo adesso al caos aeroporto. C'è chi specula aumentando le tariffe per i collegamenti. Diversi passeggeri bloccati allo scalo di Fontana Rossa ad aver lamentato in questi giorni richieste esose per arrivare agli scali da cui ripartire. Proprio sui costi sostenuti dai passeggeri e su chi dovrà rimborsarli abbiamo sentito l'esperto, il servizio di Luca Ciriberti.
Cancellazioni, ritardi, costi extra e vacanze rovinate. Ma chi pagherà per tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Carmelo Calì, esperto di questi temi. Sono dovute le compagnie, lo stabilisce il regolamento comunitario, lo ha confermato la Corte di Giustizia europea con diverse pronunce. A chi spettano invece i costi dei trasferimenti verso gli altri scali? Tutte le spese sono a carico della compagnia, che deve predisporre un adeguato servizio, e se la compagnia non dovesse provvedere, e quindi se il passeggero sarà costretto a provvedervi autonomamente, ha diritto ad avere rimborsate tutte le somme che ha pagato per raggiungere l'aeroporto dove sarà stata programmata la partenza. E poi c'è chi da giorni è costretto a pagare pernottamenti in attesa di poter ripartire verso casa. Tutte cose a cui deve provvedere la compagnia. Se la compagnia non vi provvede, il consumatore faccia le ricevute, perché ha diritto ad avere rimborsato tutto, sia l'albergo, sia i pasti, sia il transfer dall'albergo all'aeroporto e viceversa. Infine, chi ha perso il volo e non è potuto partire spesso rovina anche l'intera vacanza. Anche in questo caso, di chi è la colpa? Ma certamente non vi può essere una responsabilità da parte della compagnia o del tour operator per la vacanza rovinata, perché è chiaro che si tratta di un fenomeno che sfugge alla loro capacità di controllo. Però bisogna vedere caso per caso, perché in molti casi l'inadempimento della compagnia o del tour operator sotto diversi profili, cioè l'incapacità di porre subito rimedio alla situazione che si è verificata, potrebbe determinare il diritto del consumatore ad avere risarcita la vacanza rovinata. E a proposito di speculazioni, una denuncia arriva dall'attore Filippo Laganà, uno dei tanti che ne è stato vittima. Su un video postato su Instagram sostiene che gli siano stati chiesti 700 euro per un transfer privato. Ascoltiamolo. Siamo all'aeroporto di Catania con una situazione allucinante e io mi trovo in una situazione dove sono senza farmaci, col volo cancellato, ed essendo trapiantato di fegato abbiamo fatto 4 ore e mezza di fila per arrivare al desk, dove sono 2 povere ragazze in attesa di capire come possono aiutarci. Ci viene suggerito di andare verso l'aeroporto di Palermo a spese nostre, ovviamente, senza darci nessun tipo di rimborso né una navetta a disposizione, e il costo delle navette per arrivare dall'aeroporto di Catania all'aeroporto di Palermo è di 700 euro a persona. Allora io mi chiedo, siamo in Italia, siamo nel 2026, il vulcano sta qua da sempre, ma forse c'è qualcosa che non funziona? Questa è la domanda dunque. Intanto la crisi dell'aeroporto catanese diventa territorio di scontro. CGIL, CISL e UIL chiedono una gestione integrata. Figuccia della Lega prefigura l'invio dell'esercito e c'è chi pensa a un nuovo aeroporto del Mediterraneo. Adelaide Barbagallo. Gli aeroporti siciliani devono operare soprattutto in situazioni di emergenza in una visione integrata del sistema aeroportuale della mobilità regionale. Così CGIL, CISL e UIL Sicilia intervengono sulla crisi di Fontanarossa e sulla sospensione dei voli nello scalo di Catania. I sindacati chiedono alla Regione un incontro urgente assieme ai gestori degli aeroporti isolani per affrontare in modo strutturale la gestione delle emergenze. Mentre non si placa la polemica politica sulla gestione attuale, da più parti piovono critiche. Faraone di Italia Viva si chiede perché oggi Fontanarossa è di nuovo paralizzato alla cenere vulcanica e migliaia di passeggeri vengono lasciati per ore senza informazioni certe, assistenza adeguata e soluzioni alternative. Servono protocolli efficienti, comunicazioni tempestive, collegamenti alternativi e un piano permanente per assistere i viaggiatori. Tutte cose assai meno epiche dello spostamento di un aeroporto, riferendosi all'intervento del ministro Musumeci, che ieri aveva ricordato come già nel 1999 avesse predetto che l'aeroporto di Catania si trovasse in una posizione non felice. Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all'Ars, chiede al governo di valutare l'immediato impiego dell'esercito e dei suoi mezzi logistici presenti in Sicilia per supportare la protezione civile e contribuire al trasferimento organizzato dei passeggeri tra gli aeroporti e le principali città dell'isola. E c'è chi pensa a un aeroporto intercontinentale del Mediterraneo da costruirsi nel Messinese, con la società Shara Holding che annuncia in una nota ufficiale l'avvio della manifestazione di interesse alle aree e agli immobili nei comuni di Barcellona, Meri e Milazzo.
Intanto sull'Etna prosegue l'emissione di cenere dai crateri sommitali e pure la fuoriuscita di lava dalle bocche che si riversano nella valle del Bove. Da oggi restrizioni alla circolazione a causa dell'eccezionale afflusso di visitatori e anche di curiosi. Sentiamo. L'Etna non dà tregua, l'attività dei crateri sommitali che produce la nube di cenere vulcanica in atmosfera non accenna a diminuire, una situazione costantemente monitorata dall'INGV di Catania che però non ha elementi per sbilanciarsi su un eventuale termine di questa situazione che sta producendo i disagi al trasporto aereo sull'aeroporto di Catania. Non è facile prevedere che tempi ci saranno per la fine di questa attività. Oggi chiaramente non ci sono segni di regressione, anzi negli ultimi giorni registriamo un leggero aumento sismico. Prosegue anche l'attività effusiva dalle bocche eruttive a quota 2750 metri, 2090 metri e 1900 metri. Sì, le colate laviche sono chiaramente ancora alimentate, alcuni bracci sono in raffreddamento, ma il fronte più avanzato che è vicino a Rocca Capra è intorno a una quota di 1360 metri e comunque allo stato attuale non danno alcune preoccupazioni. L'eruzione, soprattutto a bassa quota, attira inevitabilmente la curiosità di tanti appassionati e turisti che vogliono avvicinarsi al fronte lavico. Per questo motivo la città metropolitana ha disposto il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata lungo alcuni tratti delle strade metropolitane interessate dall'eccezionale flusso di visitatori e curiosi che si fermano lungo le arterie montane, specificatamente nella zona del rifugio Citelli Milo. Andiamo adesso alla cronaca, mezzogiorno di fuoco e di paura nella zona centrale di Siracusa. Nel mirino padre e figlio colpiti da proiettili mentre erano al semaforo a bordo della loro Ape Calesse. Come al solito ci si interroga sulla sicurezza che manca. Francesco Loi. L'agguato a mezzogiorno tra il traffico. Nel mirino due siracusani, padre e figlio di 53 e 31 anni. Erano su questa Ape Calesse, uno dei tanti mezzi caratteristici che portano i turisti in giro per la città. Entrambi adesso sono in ospedale all'Umberto I, con ferite d'arma da fuoco. A premere più volte il grilletto sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter che poi si è dileguato tra le auto. Tutto è accaduto qui, in via von Platen, una delle arterie più trafficate soprattutto nelle ore di punta. A pochi metri c'è il comando dei vigili del fuoco. Gli uomini della squadra mobile stanno dando la caccia al responsabile dell'agguato, che ha il sapore di un regolamento di conti. Comunque dalle telecamere dovrebbe spuntare il volto di chi ha sparato. Episodi come questo, ha detto il sindaco Italia, devono essere contrastati con determinazione, attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Un paziente ha aggredito un infermiere nel pronto soccorso dell'ospedale civico a Palermo. Il paziente pretendeva di essere ricoverato e ha dato in escandescenze scagliandosi contro le attrezzature, danneggiando computer e stampanti. La festa, ma anche le restrizioni. Sarà un Ferragosto sotto stretta sorveglianza in tutta la Sicilia, da Agrigento occhi puntati sul litorale di San Leone con droni e controlli rafforzati. Da Palermo a Messina scattano divieti contro falò, bivacchi e assembramenti. Davide Sardo. Ferragosto blindato in Sicilia e ad Agrigento i controlli si alzano anche in volo. A San Leone, cuore della movida estiva, scatta il piano straordinario per gestire gli accessi e contenere gli assembramenti. Pattuglie, barriere e dissuasori saranno affiancati dai droni. Gli occhi elettronici sorvoleranno il litorale per monitorare i flussi, controllare gli spostamenti e individuare eventuali falò o principi di incendio. Un dispositivo rafforzato in vista della notte più affollata dell'estate. Ma la stretta riguarda tutta la Sicilia. A Palermo, fino al 16 agosto, il sindaco Roberto Lagalla ha vietato assembramenti, picnic, tende e accensione di fuochi alla Favorita e nell'intera area della riserva di Monte Pellegrino. Sulle spiagge, nelle fasce serali e notturne, stop anche a manifestazioni pubbliche ed eventi aggregativi. Vietato inoltre accatastare legname o altri materiali infiammabili e predisporre tende. E nella notte tra il 14 e il 15 agosto scatta il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche nelle aree demaniali.
Niente bottiglie di vetro anche per le bevande analcoliche vendute per asporto. I trasgressori rischiano multe fino a 500 euro. Misure analoghe da Marsala a Cefalù, da Messina a Siracusa. Ad Agrigento intanto il sindaco Michele Sodano vieta sulle spiagge legna, carbone, tende, attrezzature da campeggio e fuochi. L'obiettivo è prevenire incendi, situazioni di pericolo e assembramenti fuori controllo. Una notte di festa dunque, ma con una parola d'ordine: sicurezza. Abbiamo degli aggiornamenti che arrivano dall'Etna, dall'attività del vulcano, con la prosecuzione dell'attività effusiva dalle bocche di quota 2750 e 1900 metri, mentre è cessata quella a quota 2900. L'attività esplosiva al cratere Voragine dalle 16.55 invece ha mostrato un incremento significativo con emissione di cenere che si disperde nel quadrante meridionale. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha attivato la fase operativa di allarme a causa del passaggio a livello F1, cioè alta probabilità di fontane di lava. Questi dunque gli aggiornamenti che abbiamo ricevuto e che abbiamo subito dato. Catania, intanto andiamo a parlare invece dei devoti di Sant'Agata che sono pronti a celebrare il ritorno in patria da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città nel IX centenario. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Tutto il popolo di Agata si metterà in cammino, un pellegrinaggio che inizierà la sera del 16 agosto con la veglia di preghiera ad Aci Castello, dove saranno giunte le reliquie della martire, e poi il 17 agosto con il rientro a Catania delle Sacre Spoglie e la conclusione in Piazza Duomo con l'incoronazione della Santa Patrona di Catania. La festa del IX centenario del ritorno in patria da Costantinopoli, evento storico, sarà ricca di momenti significativi. I devoti sono invitati a indossare il sacco. Il 17 agosto alle 5 del mattino campane a festa. Il pellegrinaggio comincerà da Piazza del Rotolo a Catania. Un pellegrinaggio che, partendo dal luogo nel quale, secondo tradizione, sono state accolte dalla città le reliquie di Sant'Agata, cioè la rotatoria di Sant'Agata al Rotolo, giungerà fino alla cattedrale. All'arrivo delle reliquie il cranio sarà riposizionato nel busto recentemente restaurato. Tutto avverrà alla luce del sole. Con il solenne pontificale della sera si concluderà la giornata, ma non la festa. 4.200 le sedie in piazza. Il 18 agosto messa di ringraziamento per ricordare la dedicazione della cattedrale a Sant'Agata. Tanti gli eventi che suggelleranno questi giorni così significativi. Ricordiamo il progetto Tu sei Agata, il chilometro di tessuto realizzato nell'ultimo anno che attraverserà Vietnea, le icone contro le microdiscariche, lo spettacolo Santa Ituzza. Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta questa straordinaria e storica festa della traslazione delle reliquie. Ci spostiamo adesso ad Agrigento. Pirandello protagonista al Teatro dell'Efebo di scena L'uomo, la bestia e la virtù. Nella rilettura di Augusto Zucchi tra comicità e una riflessione sull'ipocrisia della società borghese. Davide Sardo. Si dice ipocritesse. Risate, riflessione e soprattutto Pirandello. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena L'uomo, la bestia e la virtù, secondo appuntamento della settimana pirandelliana. Sul palco Augusto Zucchi, autore dell'adattamento e regista, insieme a Emanuele Durante, Anita Torrisi, Giuseppe Briganti e Leonardo Zucchi. Una rilettura in chiave più comica della celebre commedia pirandelliana, arricchita da elementi della novella Richiamo all'obbligo e dal film di Steno. Pirandello è, abbastanza complicato, lui vuole esserlo anche, no? Complicato nella sua filosofia, nella sua psicologia, un po' contorta, un po' ricercata, che ovviamente ha un suo grande valore, però questo a volte allontana un po' il pubblico dei giovani. Questo è un modo, attenzione, guardate che Pirandello può essere anche divertente. Una storia divertente ma che nasconde una critica dura all'ipocrisia della società borghese. Un modo per avvicinare anche i più giovani alla filosofia di Pirandello attraverso un linguaggio più semplice, diretto e ironico. Noi eravamo abituati a vedere la settimana pirandelliana davanti alla casa natale di Pirandello, ma è pur vero che negli ultimi anni la settimana pirandelliana era un po' diventata itinerante. Io ricordo l'edizione qui a casa San Filippo del vitalizio, della Giara, gli ultimi spettacoli anche in centro ad Agrigento,
Agrigento, quindi perché no? Qua diciamo che è un teatro di cui siamo tutti innamorati. Teatro, comicità e cultura si sono incontrati così sul palco dell'Efebo nel segno del grande drammaturgo siciliano. Io ci conto. E l'estate certe volte fa rima con il lusso. Lo yacht a vela più grande del mondo ha fatto tappa al porto di Siracusa, il gigante del mare in cui una camera di lusso, pensate, può arrivare a costare anche 100.000 euro. Il servizio. Una fotografia scattata dal ponte Santa Lucia. Chi arriva a Ortigia non può non vedere questo gigante del mare. Ho visto qualche foto su Instagram, è veramente qualcosa di incredibile. Qualcosa di irraggiungibile per noi che possiamo solo osservare da lontano. È l'Orient Express Corinthian, lo yacht a vela più grande del mondo. 220 metri di lunghezza e 54 suite per un viaggio unico. Il prezzo più basso per una camera è di oltre 17.000 euro, ma anche per altri itinerari può raggiungere i 100.000. Ha delle concezioni molto moderne, il motore è ibrido, infatti se lei ci avviciniamo alla barca è molto silenziosa e non si sente alcun rumore quando è messa in moto. Perciò anche stando ferma in porto non inquina? Assolutamente no. A firmare tutto ciò è stato l'architetto e direttore creativo di Orient Express, Maxime Danjec. E in cucina c'è lo chef francese pluripremiato Yannick Allenot. Naturalmente sulla nave ci sono anche piscine e palestra. Miriamo a far venire queste navi di gran lusso che la città, sistemata in alcuni punti, merita. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa nel nostro telegiornale, ritorniamo fra pochissimo con la pagina sportiva, fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con lo sport, il calcio in primo piano, il Catania che gioca in Coppa Italia a Parma, mentre arrivano notizie incoraggianti da parte del club per quanto riguarda la situazione, il nodo delle fideiussioni. Longo dunque dovrebbe avere a disposizione anche i nuovi acquisti. Domani mattina dovrebbero essere completate tutte le pratiche bancarie. Intanto sul mercato è stato raggiunto l'accordo per l'arrivo in prestito di Russo dal Sassuolo. Sentiamo. Finanziamenti in arrivo al fondo del Catania è quanto promesso dal vicepresidente Grella ai tifosi riuniti in piazza Spedini per ricevere garanzie sul futuro del club. Grella ha spiegato che la società ha stabilità economica e programmi ambiziosi. Sarà acquistato il vecchio logo del Calcio Catania, mentre su Cicerelli ha affermato che il calciatore è sotto contratto ma non bisogna fare valutazioni dei singoli. In sintesi potrebbe andare via solo in caso di una proposta irrinunciabile da parte del Pescara. Dal ritiro di Norcia Longo potrà impiegare i nuovi acquisti Allegretto e Bruzzaniti. Quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare, di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile, perché è ovvio che domani il Catania che scenderà in campo deve essere un Catania che alla base di tutto ha il sacrificio. Dalle promesse ai fatti i tifosi rimangono in vigile attesa. Chiusa la parentesi negativa della garanzia economica, il Catania potrà concentrarsi sulle prossime operazioni di mercato. In uscita di Gennaro, forse Jimenez e Dini. Trattative a buon punto per gli arrivi del centrocampista Mattia Vitale del Vicenza, Cosimo Patierno dell'Avellino e del terzino Yuri Rocchetti della Cremonese, l'ultima stagione a Potenza. Dal Catania al Palermo, dopo la tournée in Australia i rosanero sono pronti a fare rientro in Sicilia, adesso testa alla Coppa Italia, al Barbera arriva il Lecce. Marco Gulla.
Il Palermo torna in Sicilia dopo la tournée in Australia e cambia marcia. Domani la ripresa degli allenamenti. Nel mirino c'è già la prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma al Barbella lunedì, dove l'attesa cresce di giorno in giorno. Sono già oltre 23.500 i biglietti venduti. Intanto Pippo Inzaghi traccia il bilancio del lavoro svolto in Australia. Tra le note positive, i primi segnali arrivati da Strefezza, uno degli ultimi rinforzi a disposizione del tecnico. Sul fronte mercato, però, prima di pensare a nuovi ingressi, bisogna fare spazio. Il direttore sportivo Carlo Osti è alle prese con gli esuberi. Ormai vicina la cessione di Salin Diakité allo Zulte Waregem. Restano da definire le posizioni di Buttaro, Brunori e Blen. Una situazione che riguarda da vicino anche l'attacco. Il Palermo cerca un vice Poyampalo, ma per sbloccare l'operazione sarà necessario prima chiarire il futuro di Giasi e Ledoaron. Al momento resta invece congelata la pista che porta lo spagnolo Iker Almena. Sulle fasce, intanto Inzaghi può contare su due nuove soluzioni. Strefezza e Vavassori portano qualità, velocità e fantasia. Il tempo stringe e il Palermo è chiamato a completare il puzzle. Da una parte la preparazione al debutto ufficiale, dall'altra un mercato ancora da definire. Ancora una piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo. Ben ritrovati, una notizia di cronaca: un ciclista in difficoltà è stato tratto in salvo questo pomeriggio nella zona di Monte Zucco, nell'area compresa tra i comuni di Terrasini e Cinisi. Siamo nel Palermitano. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un familiare dell'uomo ha contattato i soccorsi segnalando che l'uomo appunto si trovava bloccato in un tratto impervio a circa 30 metri al di sotto del livello del terreno dove evidentemente era caduto. Per trarlo in salvo è intervenuto anche un elicottero. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.